Questa giornata è l'inizio di un percorso straordinario. La Sartiglia 2019 è partita con tutte le sue manifestazioni religiose, con le sue manifestazioni tradizionali che ricordano quello che per Oristano è vitale. E quindi diciamo che oggi è proprio l'inizio che porterà al 3 e al 5 marzo alla Corsa alla Stella e alle Pariglie. Da oggi si parte e la città si mette in movimento, l'evento più importante per la città di Oristano, che è la Sartiglia. E Oristano in questo momento, anche se è il capoluogo, si scopre una comunità di persone che si conoscono, in cui la storia di ogni famiglia, la storia di tutte le persone va verso questa grande manifestazione che è la Sartiglia. Tutti hanno dei ricordi, anche le famiglie che non sono di cavalieri, dei ricordi meravigliosi che sono connessi alla Sartiglia. Io spero che le cose vadano bene, non chiedo niente di più e niente di meno. Voglio che sia una bella Sartiglia, che le polemiche dell'anno scorso siano dimenticate. Ho visto una partenza molto positiva sia nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, sia nella Commissione Pubblico Spettacolo ieri, sia nell'atteggiamento dei cavalieri, sia nell'atteggiamento dei gremi, nell'atteggiamento degli organizzatori. Tutti sono consapevoli che le leggi vanno rispettate, che però durante la corsa si deve fare la corsa, non si devono fare i controlli. Tutte le altre cose saranno a margine, nel rispetto della legge, ma senza cercare di intralciare una cosa che è meravigliosa così com'è.